Gli artigiani sono attori fondamentali per il processo di cambiamento e adattamento che natura e società ci stanno chiedendo. Alta qualità, sostenibilità, basso impatto ambientale, riuso, durabilità del prodotto e flessibilità sono aspetti tangibili ma anche valoriali. Lo afferma Confartigianato Veneto con il suo presidente Roberto Boschetto, che a Belluno ha dato il via al progetto Montagna Futura, che ha l'obiettivo di approfondire le trasformazioni climatiche che coinvolgeranno il contesto fragile delle terre alte. Le opportunità di sviluppo ci sono e bisogna coglierle. L'artigianato può essere la scelta giusta per mitigare e andare incontro a quelle che sono le esigenze del cambiamento climatico. Cambiamento climatico che è già una realtà in montagna e Vaia ne ha dato ampia e sofferta prova. Negli ultimi 30 anni in Veneto abbiamo registrato un aumento della temperatura media di 1,5 gradi, 0,57 gradi negli ultimi 10 anni. Quindi il cambiamento climatico c'è, lo abbiamo visto nella sua manifestazione peggiore con Vaia, e Vaia siamo riusciti a trasformare una tragedia in un'opportunità. I cambiamenti climatici, demografici, sociali e tecnologici stanno sviluppando dinamiche tali da modificare fortemente l'assetto abitativo e produttivo della montagna e le prospettive dell'artigianato e delle piccole imprese. Ma come ha insegnato la tempesta del 2018, il Veneto, citato come caso a livello nazionale, è riuscito a trasformare la tragedia in opportunità. Anche di lavoro, perché grazie alle deroghe che sono riuscito a far inserire nell'ordinanza di protezione civile abbiamo fatto lavorare le imprese bellunesi, le imprese venete, con una procedura semplificata che altrimenti non sarebbe stato possibile coinvolgere. La sfida è il futuro prossimo, con l'evento olimpico oramai alle porte, una sfida possibile solo grazie al confronto tra le governance locali e una collaborazione coordinata tra pubblico e privato. Sostenibilità, riciclo, riuso, qualità saranno il fil rouge di un nuovo modo di fare impresa. Aumentare il valore dei materiali, quindi non produrre di più, ma produrre meglio, produrre cose che valgono e danno una qualità intrinseca, e io credo che l'artigianato abbia grandissime possibilità su questo ed è per quello che siamo qui oggi. Poi iniziamo da Belluno in questo percorso, siamo molto orgogliosi.